Veramente, quanta ignoranza. Attento, attento. Si sta facendo il traffico perché la polizia si è fermata a chiacchierare. Ma io! Me la rubo! C'era la bula. La guerra! Voglio, ma che vibes con questo tramonto! Che bello! Madonna mia! Bella, bella. Salvatore ha messo lo scarico sulla street. Ragazzi, oggi sto registrando con la nuovissima Ace Pro di Insta360 e penso che manderò per sempre a fanculo quella GoPro di che si blocca sempre e mi fa perdere tantissime clip. È cosa che non mi è mai successo con le Insta e sono stracontento di utilizzare finalmente questa cam che diventerà la mia cam fissa, perché, cioè, guardate che visuale, ma poi ha tantissime funzioni, ha l'intelligenza artificiale, l'HDR, registra perfettamente al buio, lente Leica, voglio, credetemi, assurda, 4K 120 vabbè, domani 4K 120 fps, ha anche l'8K, non vedo l'ora di testare tutto, la devo provare in tutti i suoi minimi particolari. È bellissimo. Oh, scendi un po'. Ma cos'è tutta questa fila? Ah, state comprando la mozzarella per Natale! Ciao Teroni, come va? Grande! Sì ragazzi, oggi c'è anche lui che si è fatto accompagnare col padre, ha costretto il padre a venire insieme a noi per venire al raduno. Sei un grande, sei! Aspetta nella galera per Piano piano, dai, ma te la prendi pure tu una moto. No, appena faccio 16 anni. Vedete ragazzi, viene al raduno con la bici, è venuto con la bici pur di venire. È un grande! Musica maestro! Zia! Te le ho portate a tutti quanti! Ma è bello sta signora. Non è mia zia realmente. So. Però veniamo sempre qua, siamo cresciuti. Later. Ma che strada facciamo? Per dentro, per dentro. Oh, ma c'è il Coca-Cola, sì. Prendi il manganello, oh, prendi il manganello. Sì, hai messo le scurdane di poco. Un bacione. Che nervoso. Eccolo, guarda come se la pinna. Anche Marco. Salvatore accelera perché non sa impennare. Ragazzi, tra pochissimo avremo l'esito del progetto. Sto andando a parlare con l'assessore e quindi dai ragazzi, è sempre più reale, sempre più reale. Bene, bene tu, ma sotto la grotta me lo fai sentire. Suona, suona. Mi si è rotta la visiera del casco, la dovevo cambiare, sono in testa di cacchio. È una tragedia. Però ragazzi, dovete sapere che io sono tornato a casa dopo 12 ore di nave. Mi sono fatto una doccia, ho dormito poco e nulla, un cheeseburger al McDonald's. E adesso non ci vedo più dalla fame. Jonathan è un gasato del ma quanto siamo belli che ogni volta che ci muoviamo, se non siamo in 20-30 non si scende nemmeno. E il bello è che ogni giorno, ogni volta arriva un ragazzo nuovo che si aggiunge al gruppo, si aggiunge alla famiglia ed è bello, è sempre bello ragazzi, sempre bello. Ma poi ci guardano tutti, cioè siamo una grande gang. Wow, ci sono passato al millimetro, porchetta vacchetta, stavo per far saltare uno specchiettino. E anche il più cracco. Fai sentire? Ci guarda, vedi, si divertono tutti, ci guardano e portiamo gioia, guarda. Lui rompe il bellissimo. Ciao. E a chi fa più bordello, sì, a chi mi fa perdere di più le orecchie. Ma sei un troglodita!
finito! Dovrò rifare fuoco. Vai, vai. Amo, pure un caffè te fa. Come la mattina, no? Voglio andare piano, quanto più piano riesco ad andare più sono contento, vedete? Piano piano, piano piano. Piano piano, buono buono. Bellissimo, bellissimo, ci voleva proprio un po' di gas. Stanno dietro? Vai, io vi sto aspettando, loro stanno andando avanti. Io stanno di 50. Lo so, no vabbè, ma quelli sono loro che si stanno casando. Loro stanno correndo, però. 2000 years later. Attento, attento. Non potevi aspettare, giusto che ci inserivamo tutti quanti noi, sei arrivato primo. E guaglio, guardate un po' Vozzoli. Quanto è bella con questa nuova cam! Con i colori fantastici della Insta! Perché si sono venduti i colori? Allora, non vedo l'ora di tornare a casa e di guardarmi ste clip. Mi sono fermato allo chalet e già ho visto dal telefono, ma voglio, spettacolare, una qualità assurda. Veramente Insta questa volta si è superata tantissimo e per me personalmente veramente posso mettere anche in vendita la mia GoPro adesso, ragazzi. Avrò la mia vlog camera, non mi serve nemmeno più l'iPhone perché con la lente Leica c'è una qualità assurda. Sono diventato in automatico un passeggero. Vai, non correre. Ciao Velox. Ciao Valentino. Qua ce n'è un altro. Salutiamo anche lui. Ciao Velox. Ciao Valentino. Ma che schifo. Sono fuori di testa! Ti stavo per dare uno schiaffo. Che belli i bambini. Si emozionano perché ci vedono tutti quanti insieme. Dio mio, basta! Fai schifo! Perché fanno casino? Tra 125 e 300 fanno più bordello di noi che abbiamo i 1000. Salvatore col 1200 non si sente. Che amarezza. E Johnny lo sa dove dobbiamo andare! Ha detto? Perché siamo passati qui in mezzo? Ah! Cioè questi si sono fermati a chiacchierare in mezzo alla strada. Si sta facendo il traffico perché la polizia si è fermata a chiacchierare. Ma non ci credo. Cioè il traffico si sta facendo perché la polizia si è fermata a chiacchierare per strada. Ma porca vacca! Ma io non me lo spiego veramente, quanta ignoranza. Cioè si blocca una città perché vi dovete a chiacchierare in mezzo alla strada. Ma accostate! Ah, ma vuole andare proprio a fare bordello sotto la grotta. Che burla micidiale! Ma io? Ah, no, perché poi mi dici a me che non sto facendo niente, giustamente. C'ho pure lo scarico originale. Grande! Vieni qua, facciamoci una foto, approfittare! Non ce l'ha il telefono! Vabbè, ti metto su YouTube, salutali! Stai attento! Buona serata! Che belli che siete, quanto vi amo! Gianluca! Siamo in moto! Stiamo andando all'Anicre! Grandi ragazzi! Venga a bicicletta però! Va bene! Lo so! Ma non ci devono stare le macchine, tu! Mamma mia! Come canta, voglio la moto di Salvatore. Lo sto consumando sempre di più, sì ragazzi, sto bucando un altro paio di guanti per mettere le mani a terra perché sono un testa di minchia. Dai, au! Aspetta ragazzi, ve ne vado piano piano. One eternity later. Madonna mia, ma quanto è bello la Ricre quando non ci sono macchine! Strada chiusa! Diamo il gas! Voglio fare il ballerino. E a situazione motocilistica ragazzi, la mia giornata finirà così.
in sella ad un T-Max. Che fine che ho fatto. Che fine che ho fatto, mamma mia, mamma mia, mamma mia, salvatemi voi. Comunque ve lo porto un test ride di questo mezzo. Fatemelo sapere nei commenti. Ciao. Oh, stavo sfondando tutto, porca vacca. The next morning. E ragazzoli, oggi siamo al Lago Patria con l'MSX, ma guardate che mood. Laghetto, sole, la pace più assoluta, natura incontaminata, lago contaminato. E che vuoi di più dalla vita? Dobbiamo arrivare al lago con stile. Ma quel trim lì sta però Valentì? Lo potessimo fare quello video. Ma potessimo fare. Però là che è bello. No, che là, mo che un pare buono, potremmo fare video per pesce. No, grazie, accetto. Vabbè, ci sta. Secondo me ti farei restare più su questa. Sì. Però il problema è che ogni volta che mi fermano è simpatica. Sei Valentino Pezzi. No, mi hanno fermato già 6-7 volte impennato con questo. Oppure mi guardavano e non mi fermavano. Perché Ma che gli vuoi vado a 10 all'ora proprio. Cioè, che pure loro si rendono conto e dicono: ma che curica chi che sta? Talmente chiana che stai pure giocando un limite. Yes. Oh. Scusa, ma io ormai è diventata una bici, sta bastarda. Oh, ma ci canta una bicicletta! Non mi spiego perché fa così, oh! Ciao Edino. Ciao! Piano, criminale, sei un criminale. Mi piace criminaleggiare un po'. L'uomo di niente, come dicono a Napoli. C'era la pula. Ma perché non si abbassa più? Non lo so, Vale, secondo me è corta. Ma c'è un problema proprio! Cioè, oh, ma che vuoi? Si è abbassata! Che bei colori, ragazzi, mamma mia, spettacolo qua sopra. Uno spettacolo, veramente. Troppo bella, ragazzi. Bello perché sei piano, hai controllo, non arrechi danno a niente e a nessuno. Ma io no, è tanta roba l'MSX, mi sto divertendo veramente tanto, mi sta dando veramente tante soddisfazioni. Roberto! Salvatore! Ciao! Salutate ragazzi! Che grandi! Sì! Nice. Che hai detto? Perché hai fatto firmare? Stadio? Ciao. Divertente, bellina. Ma 125. Sì! Me la rubo! Mi rubo il telefonino, siamo a Napoli, d'altronde. Tutte le cose mi metto. Tu stai imparando, visto il video. Devi tenere il segreto e non avere paura e tenere un altro pelino un poco aperto il gas. Non avere paura. No, vabbè, lo so, però tu prova a tenere un altro poco il gas aperto e frena un po' di più. Perché tanto il freno ce l'hai, si vede che ce l'hai. Però chiudi il gas. Quindi anche chiudendo il gas si abbassa. Vabbè, facciamo passare queste macchine, Oh mamma mia, ma questo è pazzo, mi hai fatto fare la copertina del video, grazie. Mettere una cosa di titanio sotto la scarpa. Lo so, già la quarta scarpa che consumo. Mannaggia, guardare.
Aspetta, si lascia un maglione mai. Oh, ce ne andiamo! Sta la partita allo stadio! E andiamo da un'altra parte! Posso dire una cosa? Dimmi. Me la consigli come prima moto questa? L'MSX ci può stare, non è male. Chiama un attimo tu a Luca, io c'ho la musica, voglio, non so capire niente. Devo impennare, voglio che c'ho la musica, si sta pure aprendo il pezzo. How they picture your love, investigation, investigation, oh yeah, they picture your love, investigation, investigation, hey, how they picture your love. C'ho la musica a palla, non sento un cazzo. How they picture your love, how they picture your love. Ah, di pigliarlo. Voglio, ma che vibes con questo tramonto! Che bello! Madonna mia! Questi colori, la natura, le impennate, i motori! Le luci! Voglio vivere tutta la vita così! Non ti sento, la musica a palla! Mi dispiace! Che urlo mi senti? Prova a capire il labiale, parla! Qualche volta! Mi insegni a portarla! Sì, ma facciamo la scuola, manca poco! Mi deve dare il permesso il sindaco, appena il sindaco mi dà il permesso partiamo! A few moments later. La guerra! Mi stai proprio scemo con coro, oggi non ci faccio dire. Ma tu non appena vieni 2 anni uguali. Già fa, ma giù. Ma è venuto un collo nella bucca, mi ha sfunato la mano. Anche pure tutto il video, vero? Ma perché ce ne stiamo andando? Andiamo all'università! Gallu, non impennare! Voglio bene, forse! Later. Vola MSX, vola! Il signor Dursley rimase seduto in poltrona, come paralizzato. Stelle cadenti in tutta la Gran Bretagna. Poi io me lo faccio tutto, girando le curve, tutto me lo faccio, tutto quanto. Yeah, boy. Oh, Effi! Voglio mi si spegne sotto se vado più piano, porca vacca. Potrei andare più piano, posso? Ci provo, però, guarda. Poi mi si spegne sotto. Vuoi venire? Sali, sali. Mantieniti, rilassati, mantieniti bene e rilassati. Oh, troppa rete, non c'è bisogno di tutto accussare. No, una volta che l'ho ammazzato non c'è bisogno di tutto accussare, che poi la tencavate, capi? Quindi mi diventi in difficoltà, po', che ha già frenato troppo assai. Oh, qua, firmate, posta pure più innanzi, mo. No, perché in italiano c'è sta madre la terra. Ma scivoli, quello è la cosa. Ma io scivolo io da qua sopra quando sono lì, figurati in tu. Ma possiamo. La lasciamo riposare un po', l'ho data troppo assai. Vedi. Sì, ma è magra, fra, si sente. È magrissima. Di quarta si alza una bellezza, Madonna mia, che godura, ragazzi! Quanto mi mancava il tuo tempino! Ditemi! Ah no, vabbè, no, stavo solo provando! Grazie mille, buona serata!
Eh sì ragazzi, questa se la alzi di cattiveria non si abbassa più. Fra, c'hai un mostro, credi? Dov'è? Ti trovo sbagliato. Ma perché lo sai qual è il fatto? L'ho provato a sfizionare 3-4 volte ai bassi. Anzi, terza ai bassi non ce la farà mai. Ce la fa, il problema sai che cos'è? Che mi ha tagliato, mi fa e mi mettevo paura che ci avesse qualche problema. Il fatto sai qual è? È che ne ho grippate talmente tanto che io ormai ho il terrore di queste cose. Cioè me la faccio l'immenate ma non cerco di sforzarla. Oh, che mappa è la più forte? Ma perché mo che mappa era? Cioè quindi non era la più forte? No. Fra, è per questo, io sfrizzionavo e mi tagliava. E io non lo so che c'ha l'elettro, fra, non c'ho un due tempi nuovo da una vita. Mi taglia! Fra, mi taglia! Dai ancora. E io se la sfriziono a fermo, l'hai vista come fa? Fa wow! No, io non ho mai provato con l'elettronica, ti dico la verità, cioè io le spengo sempre. Vedi? Ti taglia, non lo so il perché, fra.